Domani la discussione in Consiglio regionale dopo il lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Oggi le minoranze, tutte unite, chiedono chiarezza e lo fanno in una conferenza Elementare che stampa tutti abbiam capito virtuale. subito. Sono molti gli errori commessi nella gestione dell'emergenza, soprattutto non aver chiuso i confini durante la seconda ondata della pandemia, sottolinea. Dal nostro punto di vista, nella seconda ondata ciò che doveva essere fatto e che si è scelto invece di non fare è l'applicazione di misure restrittive che consentissero, abbiamo visto nella prima ondata come fosse l'unico strumento a nostra disposizione, che consentissero di inibire, ridurre, contenere la diffusione del contagio e dunque dei conseguenti decessi. La volontà di non chiudere il Veneto è una volontà che la Regione ha pervicacemente sostenuto, a nostro giudizio inviando dei dati non sempre veritieri e corretti o nelle tempistiche corretti al Governo, che in quella seconda ondata aveva definito il meccanismo delle famose zone a colori rosse, arancioni e gialle per decidere a livello nazionale eventuali restrizioni. Dunque attraverso questo meccanismo la Regione del Veneto ha di fatto inibito al Governo la possibilità di definire e decidere misure restrittive a livello nazionale e contemporaneamente la Regione, il governatore Zaia, pur avendone tutta l'autorità e tutto il potere, ha scelto di non applicare mai misure restrittive. Errori di gestione, dicono le esponenti dell'opposizione, che sono costate migliaia di vite. Non fare chiarezza è un'ingiustizia anche verso le famiglie delle vittime. La relazione di minoranza fa vedere che all'interno appunto delle comunità come quelle ospedaliere altre regioni avevano scelto di usare i tamponi molecolari e non rapidi. Un secondo tema è quello appunto del tracciamento. Ricordiamo, e la relazione di minoranza lo fa vedere, che in un periodo specifico, ed è stato confermato dagli auditi, quando si cercava di indicare se le persone fossero sintomatiche o asintomatiche, è stato detto, non si riusciva a fare tutte le telefonate che servivano per chiedere alle persone a casa se erano sintomatiche o sintomatiche e quindi non si è riusciti a tenere il tracciamento. Quindi vuol dire che questa strategia testing e tracciamento soltanto non ha funzionato, anche perché ci sono stati degli errori e delle criticità.